Arte contemporanea. L'arte che include opere e correnti dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi, caratterizzata dallo studio di strumenti artistici innovativi e l'uso di essi, nonché dalle difficoltà nel definirla criticamente. 14ª giornata del contemporaneo, qui presso l'Accademia delle Belle Arti Michelangelo, con la collaborazione della Società Dante Alighieri. Tra i relatori Rosa Maria Corbo. Professoressa, ci spieghi lo scopo di questa iniziativa? Questa è un'occasione importante per l'Accademia perché vuole in qualche modo interagire con i ragazzi e con la scuola, ma con tutta la città di Agrigento. L'Accademia di Belle Arti ha realizzato tanti di questi incontri e lo scopo è quello proprio di portare fuori dalle strette mura dell'Accademia l'arte contemporanea. Noi per i nostri trascorsi storici siamo più propensi a leggere con molta facilità i contesti dell'arte antica, dell'arte medievale, con grande difficoltà invece l'arte contemporanea, che invece è il nostro mondo, il mondo nel quale viviamo quotidianamente. Quindi avvicinare soprattutto i giovani a questo segmento dell'arte, della storia dell'arte è importante, e l'Accademia si prefigge proprio questo obiettivo di portare i ragazzi dentro un mondo che è il loro mondo, ma visto con occhi, diciamo, scientifici. Il ringraziamento anche alla Società Dante Alighieri che insieme all'Accademia sta dando questa opportunità alla città di Agrigento. L'iniziativa che il Liceo Leonardo Scientifico e Linguistico sta portando avanti insieme con l'Accademia di Belle Arti di Agrigento ha lo scopo di far riflettere i ragazzi sull'arte contemporanea. Evidentemente a scuola viene trattato nelle ore curriculari dai professori di disegno e storia dell'arte, però oggi, approfondendo la stessa tematica con esperti nel settore, evidentemente i ragazzi avranno maggiori conoscenze e apprezzeranno il valore dell'arte contemporanea che ha sia in Italia ma nel resto delle altre nazioni.